Un aumento di zecche in questo periodo, sicuramente un incremento del numero di zecche, sì, legato a fattori molteplici. Direi che sostanzialmente tra i più importanti abbiamo, da un lato l'aumento della temperatura del nostro ambiente, quindi a livello mondiale. L'aumento di temperatura consente alle zecche di essere sempre più diffuse, hanno una temperatura ottimale che è quella delle nostre zone nel periodo estivo, ed è chiaro che salendo in alto normalmente intorno ai 600-700 metri cominciavano a diminuire. Oggigiorno invece man mano che si sale con la temperatura possiamo ritrovarle anche a livelli di altitudine più elevati. Questo è il primo punto. Il secondo punto, sicuramente il passaggio di animali selvatici, soprattutto i daini ad esempio o i cerbiatti, ma anche i cinghiali, che passando appunto nella boscaglia possono trasportare con sé queste zecche. Le zecche non hanno come unico ospite l'uomo, ma hanno vari animali che vanno dai topi, che vanno ai piccoli roditori, ma possono arrivare anche appunto ai daini, possono arrivare anche alle pecore, eccetera. Quindi questo passaggio di questi animali, che possono essere migrati soprattutto dalle aree dei Balcani in tempi trascorsi, dove la fauna era più ricca e dove, proprio perché più ricca, non c'era più cibo e si sono spostati nelle nostre aree, ha fatto sì che anche i nostri boschi venissero colonizzati. Il mancato poi, o sempre più ridotta attenzione alla pulizia dei boschi, allo sfalcio dei prati, costituisce anche questo un ottimo territorio di caccia, chiamiamolo così, per la zecca, che normalmente si trova fissata o sui fili di erba oppure sui rami, sui cespugli, sulle estremità, aspettando proprio di poter agganciarsi con i suoi piccoli uncini alle estremità, soprattutto peli o comunque la pelliccia degli animali, e quindi poi attaccarsi alla cute. Questo è sicuramente una delle cose più frequenti, il fatto che ad esempio sono molto esposti i cercatori di funghi, ma comunque tutti coloro che come boscaioli, che come impiegati ad esempio nell'Enel oppure nelle varie strutture che devono trasportare all'interno del bosco delle varie strutture, si trovano esposti proprio perché si entrano a contatto con i cespugli, con l'erba, in zone che normalmente non sono percorse dall'uomo, quindi non sentieri di montagna comunemente battuti, ma sicuramente in aree in cui gli animali invece passano e sono molto frequenti. Ecco, questa è la causa globale del proliferare, quindi una scarsa pulizia di boschi e di prati, la presenza sempre più frequente di animali selvatici e chiaramente poi anche il surriscaldamento globale, e quindi anche questo contribuisce a una sua diffusione. Diciamo che le malattie che possono essere trasportate dalle zecche sono molteplici, alcune non hanno interesse alle nostre latitudini, quindi non affrontiamo queste. Sostanzialmente nelle nostre aree sono due le patologie trasmesse da zecche che hanno un rilievo epidemiologico maggiore, e su queste mi soffermerei, che sono appunto la borreliosi o malattia di Lyme, una malattia che è prodotta dalla introduzione attraverso il morso della zecca di un microbo, di un battere, e invece la encefalite da zecche, la cosiddetta TBE, che è un acronimo per tick-borne encephalitis, ovvero sia encefalite trasmessa da zecche, che invece vede la sua causa in un virus, e quindi queste due costituiscono, e soprattutto in Veneto, le due patologie preponderanti. Ci sono poi anche altre malattie come le rickettsiosi che possono essere trasmesse, questo devo dire con maggiore frequenza ad esempio o nel continente africano o nel continente asiatico o anche in altre aree dell'Italia, la Sicilia eccetera, ma qui sicuramente prevalente queste due patologie. Cosa sono queste due patologie? Io direi, allora, la più frequente alle nostre latitudini è sicuramente la borreliosi, quindi questa malattia di Lyme perché era la prima zona in cui è stata identificata ed è una zona degli Stati Uniti, è una malattia che segue il morso di zecca. L'animale ha nel suo intestino questo battere, attraverso il morso trasmette questo battere attraverso la saliva all'interno dell'organismo umano, e caratteristicamente questa malattia è seguita in genere dopo 10-15 giorni dal morso della zecca da dei segni di infezione primaria, vale a dire soprattutto delle lesioni di tipo cutaneo, che sono dei cosiddetti eritemi che possono essere limitati alla lesione puntiforme dove la zecca ci ha morsicato, oppure
in aree più estese che tendono progressivamente a espandersi, la cosiddetta area ad alone, cioè una specie di bersaglio che viene a spostarsi progressivamente, che è segno appunto del passaggio di questi microbi nel sottocute. Questa è la fase primaria, a cui segue poi una fase invece di approfondimento della borreglia di questo microbo, che può poi andare in vari organi, sostanzialmente a quali? A livello articolare ci sono delle artriti legate appunto a questa borreliosi, ci sono delle alterazioni soprattutto del ritmo e cardiache legate a una possibile localizzazione anche passaggio a livello cardiaco, oppure anche quella che è la neuroborreliosi, cioè dei quadri di meningoencefalite, quasi sempre benigna, che però possono portare a dei periodi di alterazione delle capacità di coscienza, ad alterazioni anche degli aspetti caratteriali del paziente, e quindi accompagnati quasi sempre dai periodi di febbre più o meno elevata, che può essere ricorrente, infatti si chiama anche Borrelia recurrentis, questo tipo di microbo che con frequenza dà questa manifestazione, e quindi periodi di febbre seguiti appunto concomitanti con queste lesioni cutanee, oppure a distanza di mesi da lesioni articolari, di lesioni cardiache o lesioni cerebrali. Ecco, anche questa è grossolanamente un inquadramento molto rapido della borreliosi. La malattia di Lyme, la tick-borne encephalitis invece è un'encefalite virale, nella stragrande maggioranza dei casi benigna, ma che in alcuni casi può determinare poi anche delle paralisi flaccide, quindi delle paralisi con muscolatura molle, rilassata, quindi la flaccidità classica, che possono perdurare mesi o in rarissimi casi possono essere, ma molto rari, persistenti. Sicuramente è un'esperienza così negativa, nel senso che comporta per alcuni giorni la presenza di cefalea molto intensa, la presenza dei classici sintomi meningei encefalitici, quindi la confusione mentale e poi ancora alterazioni, anche in questo caso delle caratteristiche del carattere del paziente, difficoltà di concentrazione, perdita temporanea della memoria, quindi tutte manifestazioni che poi possono accompagnarsi alla componente muscolare e in genere questa paralisi flaccida soprattutto agli arti superiori e con difficoltà poi alla ripresa in alcuni casi proprio della motilità, della coordinazione. Come dico, è una manifestazione decisamente molto molto più rara alle nostre latitudini rispetto invece alla malattia di Lyme. Anche in questo caso facciamo una distinzione tra la TBE e la malattia di Lyme. Allora, per quanto riguarda la malattia di Lyme, abbiamo detto è una malattia che, trasmessa appunto dal morso di zecca, viene trasmesso questo batterio, il quale impiega un certo periodo di tempo per manifestare la propria patogenicità, il proprio danno. Dal morso della zecca al momento in cui si può trasmettere effettivamente all'uomo questa patologia, intercorrono in genere diverse ore. La zecca rimane attaccata al corpo dell'uomo in genere 2-3 giorni per eseguire questo pasto. Si morde l'uomo proprio per ottenere del materiale ematico del sangue, da cui trae le proteine per poi costruire le proprie uova, ecco, il materiale che serve per la produzione delle uova. A questo punto, quindi, dal morso alla possibilità che il patogeno, quindi che questo batterio transiti nell'uomo, intercorrono in genere una dozzina di ore, qualche volta anche di più. Quindi è possibile, dopo aver fatto la passeggiata, dopo essersi esposto a questo rischio di morso di zecche, tornare a casa, farsi la doccia e successivamente autoverificarsi davanti a uno specchio, oppure chiedere a chi ci ha accompagnati o al marito, alla moglie, ai figli, eccetera, di darci un'occhiata attenta, soprattutto in alcune regioni che possono essere la nuca, dove noi non arriviamo a vederci, ma dove invece la zecca con frequenza si lega, si va a pungere in questa zona proprio perché ci sono delle caratteristiche di sebo e di secrezione che la attirano, o a livello ascellare, o ad esempio in chi è dotato di una folta peluria può essere un po' tutto il corpo sede di questa localizzazione.
anche all'interno, soprattutto nel periodo estivo, quando queste zecche sono presenti a livello più alto, è possibile ad esempio il passaggio anche a livello sotto i vestiti, a livello del torace, della schiena, e quindi un controllo direi piuttosto approfondito. Nel momento in cui si ritrova questa zecca, che cosa fare? Semplicemente ci sono mille metodi raccontati così diciamo un po', sono dei miti, ecco, dallo spegnere la sigaretta sulla povera zecca a tentare di soffocarla con il petrolio. Molto semplicemente si prendono delle pinzette per l'estrazione dei peli, si prende delicatamente la zona in cui il rostro, cioè chiamiamolo pungiglione, non è corretto, ma il rostro, questo punto in cui la zecca punge la cute, si aggancia e si ruota leggermente perché questo rostro ha, diciamo così, una specie di elica che gli consente di essere estratto con un po' più di difficoltà. Si può tirare lentamente, con dolcezza, e si vede che la zecca viene praticamente a essere estratta. Una grossa paura è quella di lasciare il famoso rostro o la cosiddetta testa della zecca attaccata alla nostra cute. Ora, che cosa può accadere? Direi che se viene estratta bene e rimane semplicemente il rostro, non succede assolutamente nulla. È la stessa cosa di avere un piccolo frammento di legno, la cosiddetta scheggia, che rimane all'interno del nostro organismo e che qualche giorno dopo, attraverso la formazione di un piccolo foruncolo, verrà eliminata. Quindi non c'è un maggior rischio. L'importante è ricordarsi invece che abbiamo 10-12 ore di tempo per fare un'attenta osservazione del nostro corpo, ricercare le zecche presenti, che ricordo possono essere anche molto piccole all'inizio, ma dopo 2 o 3 giorni di permanenza sull'organismo diventano delle lesioni di una certa dimensione, che possono arrivare, ecco, direi a un seme di mandarino o un seme anche di limone di una certa dimensione. E quindi l'importante è che entro queste ore possano essere staccate e quindi si interrompe il rischio di trasmissione. Per quanto riguarda invece TBE, no, questo non è possibile, il virus è contenuto direttamente nelle ghiandole salivari della zecca. Nel momento stesso in cui la zecca inietta nel nostro organismo l'anestetico, che è fondamentale perché deve anestetizzare la zona, la zanzara può scappare, la zecca poverina non ha le ali e non può scappare dalle nostre mani, quindi la prima fase è devo iniettare l'anestetico insieme della saliva. Questa saliva contiene già di per sé il virus, quindi non c'è una latenza come per la malattia di Lyme. Quindi in questo caso che cosa fare? Per i soggetti e solo per i soggetti che sono fortemente esposti, che sono i cercatori di funghi, ho detto gli operai addetti al lavoro nel bosco, quindi dai boscaioli a tutti coloro che appunto trasportano dei dotti, ad esempio degli elettrodotti che possono lavorare per oleodotti, e comunque tutti coloro che attraversano queste aree, per il personale forestale. E io direi ci sono anche molti gruppi scout che hanno intrapreso questa vaccinazione. C'è una vaccinazione contro la TBE, una vaccinazione molto efficace, molto protettiva, con scarsissimi effetti collaterali, che però previene questa encefalite. Encefalite che, come ho detto, raramente è mortale, fortunatamente, la sua gemella più frequente nella zona della Russia e dell'Ucraina è invece decisamente più grave, ma nel nostro caso sono delle forme lievi, nella stragrande maggioranza dei casi, ma in alcuni casi possono diventare, come abbiamo detto, severe, e quindi può essere utile soprattutto per chi si espone frequentemente e ripetutamente a dei passaggi in queste aree, sempre soprattutto nelle aree meno intrattenute, diciamo quelle aree in cui la boscaglia è più fitta, meno percorsa anche dall'uomo. Ecco.